È una semplice Golf nera quella che conduce Papa Francesco dall'aeroporto a Re di Puglia. Il pontefice non viene meno ai suoi tratti di semplicità e di immediatezza anche in una giornata grave come questa, incentrata sulla commemorazione dei milioni di morti della Grande Guerra. La prima tappa del suo viaggio è il cimitero austro-ungarico, dove rimane in preghiera, in solitudine, per qualche minuto. All'uscita si sofferma con alcuni bambini del posto. Ci ha fatto fare la preghiera e ha detto a tutti che Dio vi benedica. Per me è un uomo importante, mi sono emozionata tantissimo e per me questo è già il più bello della mia vita. Poi raggiunge il Sacrario per la Santa Messa che concelebra con il Patriarca di Venezia Moraglia. L'omelia è una condanna netta della guerra. La guerra è una follia. La guerra distrugge. Distrugge anche ciò che Dio ha creato di più bello, l'essere umano. All'ombra di Caino il nemico da combattere è l'indifferenza e il Patriarca pensa a Venezia e ai veneziani. La ricchezza della nostra terra, dice, è proprio la sua capacità quotidiana di accoglienza. Il nostro deve rimanere un laboratorio di cura all'indifferenza. Penso che Venezia abbia un quotidiano che le permette di rimbalzare veramente a livello planetario e su questo penso che sia una scuola importante di educazione alla pace. Molti fedeli veneziani presenti alla visita del Papa, soprattutto dal territorio della diocesi di Concordia. Spero di poterlo vedere, insomma, è un Papa eccezionale, veramente importante. Certo è un'occasione che aspettavamo, anche perché non dobbiamo andare fino a Roma in posti distanti per vederlo, ma in un certo senso è venuto lui anche a trovarci e quindi è un'occasione che non potevamo perdere. Partiti a che ora? Alle 5. Alle 5:20. Volentieri? Sì, molto. È un sacrificio per vedere il Papa che fa le cose buone, veniamo a vederle. Ah, mi aspetti che sono felice di stare con lui e con tutta l'assemblea, perché è una festa.